ieri va della giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto plugnedo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferchiacchi alla mamma, tutto plugnedo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferchiacchi alla mamma, e non sta là lontan, sta ferchiacchi alla mamma. Oh, c'è viene giornate che gli vuoi a maman. Fruits, e gli la voce dal bosco di maman che us fevele. Voleso fiodi, cerca il succeca di me, in tune giornate come tantis. Allora, anin a curiosa. Veca la chiesa di Chiara. C'è diseso. Lì non vedi c'è che succede dentro. Sì, anin. Oh, Chialait. Chiara, e gli da ora fai i lavori di chiesa. C'è tante energie che emet per far venire tutti lustri. Mi pare che se di bien già da ora prepararsi per primavera. Non spari al che stedi lavorando un po' cut masse? Via dell'ore, Chiara gli da ora gusta con une porzioni di pastessute con la salse. E a di essi une vore buine. Ma c'è stai al succedente, Chiara? Ioi. E si siarini voi. E a di ve une vore di siu. Chiara? Chiara? Oh, c'ero bonis. Il chiaffi sta colando al plat. Fuori, Chiara. E ieri proprio tan strache. Com'ò e varà di ne tassi ben. Ise vere fruts. Veca la chiasute d'Italia. Anin dentro com'ò avvio di c'è che combine, c'è diseso. Oh, Daria! Daria! E a di essi un evore concentrate. No. Spietai. Queste non è concentrazione. Queste è sion. E asierati voi. Anche ie si sta indormidendo. Che l'hai c'è che clope di sion. E con il chiaffo anche ie. Ioi, ma che succede al mai vuoi a mamma? La single ronce ha. E anin avvio di la situazione di fur. Oh, ve caffri. C'è grinte. Al saltuce con la guardia. Ma no, che l'hai clufrut. Anche Fria l'ha dive saltato un po' cut masse. Che si è indormidito in pizz, così. Oh, c'ero bonis. A che spont? Non usereste che viodi c'è che le da ora fa com'ò che il taramot di Ulli. Dal sicuro lui non sarà strac.
Oh, Veluca! Ulli! Sapeso, Fruz? Ulli all'adora giù di ballon. Cui sa qual campion cal sta pensando. No puoi scrodi. Anche Ulia l'ha esaurito dal dutli sos bataris, come un giugatul senza chiarie. Oh, alle proprio c'è che le succedut a tutti gli abitanti dal nostro bosco. C'è giornate, Fruz. Veca, via dell'ore, i nostri quattro amici hanno capito la roba più importante. Fino a stai che si ha di ascoltare i segnali caldà il quarto per farnos capire che è strac e che si ha anche di polsa bene. Dopo vin di bisogno di dormire per tornare a chiarire di energia il nostro corpo e per essere più forti. È vero, Fruz? Allora, aiutingi a indormidisi bene, chiantando con loro une biele nine nane. Buine gnot, Daria. Buine gnot, Chiara. Buine gnot, Fri. Buine gnot, Ulli. Nine nane, va a dormire con la Befana, va a dormire col brav Curiot, a fasinane frut e frut. Nine nane, va a dormire con signore Agane, di compagni e taglie, per dormire fin all'insieme. Metti il chiav sul tuo cuscino, fas la nane plan planchin, metti in bocca il biberon, che ti chianti un e chianciò. Nine nane, va a dormire con la Befana, va a dormire col brav Curiot, a fasinane frut e frut. Nine nane, va a dormire con signore Agane, di compagni e taglie, per dormire fin all'insieme. Metti il chiav sul tuo cuscino, fas la nane plan planchin, metti in bocca il biberon, che ti chianti un e chianciò. Fasin un gioco. Viudin se o savessi individuare fra queste immagini che es che rappresentano le azioni che le miglior non fa prima di là a dormire. Oves 5 secondi a disposizione. Se so pronti? Allora, via! Le azioni che le miglior non fa prima di là dormire, a ieri in questis. Prima di là dormire non si vares mai di mangiare, massime robe pesanti o dolci e cioccolate che danno energie e che svegli il chiave. Chialà tante televisioni con programmi frenetici e rumorosi. Fa giochi o attività che danno un'evore di agitazione. E come? Viodin se o sapete quali scapuedin essi le immagini che rappresentano le azioni giuste di fa per dormire bene. Ove anche mo 5 secondi. Pronti? Via!
Lis immagins che rappresentin lis azions justis a son chestis. Prima di là dormì, alle just, Lavassi ben i denti. scelgi di portare con sé un biel peluche, Fassi lei une biele storiute. ascoltà une biele ninenane dolce. Vavis ho indovinat? Allora, bravs! E riguardaisi di là sempre a dormire ad ore, tor lis nuf e miege di sere al massimo. Gisele non fa sillat, golaine e cumotti contigliò. Scritte e disegnate per cure dai fruttins de scuole de infanzie di Maian, voltate par Furlan par cure di Cristian Romanini. I libri lucchiatais lì de biblioteche de società filologiche furlane. In te colonie di Aristi, dutis lis vacis a fasin il lat, violute e fasil lat, rosine e fasil lat, turchine e fasil lat, blanchiute e fasil lat. Gisele, no. Filippo, dimmi, c'è si fasi al lat? Non lo sai, Gisele. Io o soi un purcitut. Il lat non lo hai mai fatto. Domandilo a mamme Brigide. Mandi, Brigide, c'è si fasi all'illat? Miele! Io fas lis ierometis tra lis rosis, prove anche tu. Gisele e prove e torni a provà, ma il lat non ven. Lo domande a mamme Rosite. Io salti e ho corduto il dì. Prova anche tu. Gisele e salte e torni a saltà e torni a cori, ma il lat non ven. E va all'ore di mamme Emilie. Bundinine, c'è vuoi tu? Oh, vuoi fare il lat? Non so i buine. C'è si fasia. Io chiamti di gnot a Elune e a Estelis. Prova anche tu. Gisele e chiante. E chiante e torni a chiantà, ma il lat non ven. Non resta che domandalu a mamme Alice. Ninine, sei stabilite? Gisel. Non sai fare il lat. Sa l'accordo tu, sas tu c'è che si fa. A me mi plastor seonasso per i cuviers quando calven scur. Prova anche tu. Gisele e chiamine e torni a chiaminà, ma il lat non ven. C'è fas tu lassù sui cuvierz, Gisele? Se stu voltate di chiave. No, bubu. O soi domme da ora provà a fare il lat. Il lat, lassù sui cuvierz. Non si fa così. Tu sas tu allora c'è che si fa. Oh, no. Io sono un taur. Non fa il lat. Domandilo a nonne Tilde. Glielo sa. Nonne Tilde, sas tu dimmi perché che gli altri sbagli sa fasin il latte e io no? Chiare, Gisele. I vul pazienze. Tu sei sdome une vacchiute piccinine. Li svacchiuti piccininis non fasin il latte. Tu cresceras, tu diventeras mame e tant che dutis lis mamis, anche tu fasaras il latte. In te colonie di Aristit, dutis lis vacis a fasin il lat. Violute fas il lat, rosine fas il lat, turchine fas il lat, blanchiute fas il lat, mamme Gisele e fas il lat. Une piore i disa di che altre. No, sai, c'è mut fa, non rivi proprio a dormi ben. E che altre i rispuint. Prove a contare i pastors. Un cliente al dis al portinar di un alberg. Cal scusi, o volares un iet un evore robust, gracis. Sigur, signor, come calul, ma non mi par mica cal sedi così tan grues. O sai,
ma o hai il sium un evore pesante. Se so boins di fevelà par furlan, inviait un vostri video, indulà che nus mandais un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno, lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di maman. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure ai direzioni di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al vatignut in orizzontale e no in verticale. Where keeping eins, no way vem regal, no way vem pipinis, né un ballon di piel. Ti domandi da me, fermiti un momento, dammi une bussate e poi zuie un po' con me. Tura lura lura, tura lura la, dammi une bussate e poi zuie un po' con me. E poi zuie un po' con me. E poi zuie un po' con me. Il nestri quarp al chiamine fino a sere de mattine. Ale une macchine perfette, lui si muove a ciampe e a drette. Al cor, al salte, al fa sfature. Per lui ogni tanto la vita gli è dura. Ducchi dis, per no, al fa così, ma l'ha di bisogno anche di dormire. Polsata lieta, recupera energie che il suo malsfante tutte la fadie. Maman. Oh, Maristante, Daria, ci sta sto fasin? Sei stumate? È pericoloso! Tranquilla, Chiara. Vuoi sentita di che al fas benon immergisi al mancul une volte in di tra le spaginis di un libro? Crodimi, tu varessi di provare anche tu! In temps antics, quando si poteva anche mo desiderare, aliere un re che aveva dos figli tan bielis. La più giovine era un nevore biele, che anche il sorelli si maraveave quanche islusive donne, ma un nevore visiade, e noi leve mai ben nue. In tesoris più chialdis dal dì, la principesse eleve in tal bosc, e si sentave ad or de risultive fresche. Quanche si stufave e chiappave une bale di aur, le buttave ad alt e le tornave a chiappare in man. Chest agli era il suo giug preferito. Com'ò però, agli era succedut che la bale non gli era arrivate a chiappare in tesos mans, ma gli era colate partiere, rodolant fin in teaghe. La principesse i veve sta da urcui voi, ma la bale gli era sparide e la risultive gli era un'evore profonde. La principesse scominciava a vai e non arrivava a consolarsi. Intanto che vaive, une voce si veve dite: «C'è asto, principesse, parce vai sto!» E
e aveva chialata attor di sé per capire d'indulà che arrivava la voce. E aveva veduto un crot. Ah, sei tu? Aveva risponduto la principessa. O vai, per via che la me bale di aur e gli colade te aghe. Tu has di tornare a recuperame. Coglietete, e non stava ahí, Aveva risponduto il crot. spiete un momento, io ti aiuterai, dome se tu mi tigneras con te tal toglie tutto, e tu mi daras une biele bussadute ogni buinore. Se tu mi prometti tut chest, allora mi butterai dentro i deaghe e ti porterai la tua bale di aur. Va bene, ti prometto, duce, che tu vuelis. Basta che tu mi portis la me bale. Fate la promessa, il crot aveva mettuto il chiaff sotto de aghe e poi dopo gli era tornato su con la bale e le aveva buttate sulla ierbe. La principessa, plena di ionde tal viodi il so biel giugatul, lo aveva chiappato in man e gli era schiampate vie. La dì dopo, quando ieri da ora là a dormì, al stava arrivando su pestiale di marmol e quando gli era arrivato in son, aveva toccate puarte e aveva vosato. Figlie da re, piccinine, viergimi. Aie, i faceva stomi pensare di ve in te chiamare un crot slicchiot. Non vares mai volut viergi a di un brut crot e non lo vares mai bussat dal sicuro. Il crot non molava di tuccà e tuccà. Ma ie non aveva nessuna intenzione di viergi. Sfinide, ie e aveva scugnut viergi la parte. Has tu veduto, non ti hai fatte dormire, Il crot gli era entrato e aveva saltucciato fin d'ogni di ie. Si era fermato e aveva sigato. ti pensi tu de to promesse, no dome tu has di tignimi tal toglie tut con te, ma tu has anche di vosami, La principessa e gli era sempre più istomeade a pensare di bussare un crot slicchiot. Tu has di promettimi però e aveva ditie che al mancul tu ti trasformeras in un principe. Sicuro, Aveva risponduto lui. La pure principessa non poteva credere alle sue sorellis e sapeva che non poteva fidarsi di quel puer crot stupidut e slicchiot, ma e sapeva anche di non poter più permettersi di saltare un egnot di siù. E così si eranti voi e stroppansi il nas e ieri rivade a poaisi e i lavri sparsore de piel slicchiotte dal crotte. Lui si era trasformato in un suo chiavei? No, scusate, queste è a dirsi un'altra storia. Lui si era trasformato in lì! C'è niente mai una mostia in queste storie. Scusate, anche questa la diesi un finale sbagliato. Vecca, questa la diesi che è giusto. Fruz,
Mi par che Daria e vedi di bisogno dal mio intervento. Cale, tutto da voi. E lui, via dell'ore, si era trasformato in un bellissimo, chiara travistude di principe. Ma che succede al mai in queste storie? Non si capisce più in nue. Ascoltimi ben, vos de conte. Come vonde, fasin le finide. E tu, Daria, vierge ben li sorelis. Prim, mi eri stufata e dispietati di che altre bande. Second, o stavi lent la tua storia e decidu di venire salvati dal crot. Che par di la verità, mi sommeave un ticchinin masse free. E tierge, e che tu varesis di savelu, i princips han di riva col chiaval blanc e via in devant, e no come un crot. E culi in tal bosco di maman, di princips col chiaval blanc, non vi mighe ti parial? In plui, in queste storie tu avevi un carattere un'evore viziato e maleducato. Mior che tu torni la dariute che cognosci io. Anin. Grazie, Sami, a me per avermi salvato dal crot. Ma lassimi giù anche ma un po' a fare la principessa, dai. Ale, dammi un gioco. Dammi un po'. Magari prima o dopo un principe col chiaval arriverà anche per me. Ben, no dal sicuro se tu resti con che brut carattere. Alle prossime avventure allora. Ma anche un principe calcedio? La prossima volta tu scelgeras miglior la flabe. Finissile, che i frussati chiali. Chiante, che ti passe. Orgui anche fadis als gigantes pauros drags tan simpatics trise max personats di tantis flabis ason orgui anche fadis als gigantes pauros drags tan simpatics trise max di contates mame pai no si strachin proprio mai, le ti sparin dormiditi, parsumia e divertiti, ti contates mame pai, no si strachin proprio mai, le ti sparin dormiditi, parsumia e divertiti. Flabe e magie, per fortuna e chiar frutin, ogni flabe ha un biel fin, biel dobrant la fantasia, ogni flabe e magie, per fortuna e chiar frutin, ogni flabe ha un biel fin. Fasin un gioco. Vi odinzio ses boins di indovinare in 7 secondi quale immagine che è rappresente cinisintule tra questi squattri. L'immagine che rappresenta Cinisintule tra questi squattri è la prima. Avevi indovinato. Bravs! Vi odincumo se o cognosces par da bon
lis flabis plui famosis. Quale ise tra questi quattri che era presente scufute rosse in 7 secondi? L'immagine che era presente scufute rosse e la seconda. Venga stai la lettera B. Avevis indovinato. Bravs. Un chian al vator con un bues in bocchie e un ghiati domande. Ma perché has tu un bues in bocchie? E il chian. Perché che non hai li sacchetti? Saveso qual è il final des flabis tal mond dai ciocolatin? E a vivere in duc, felici e fondens. Scufute rosse e disse a Sonone. Oh, ma c'è voi granci che tu has? E il lov travestì di none al rispuint. Parchialati mior, bambinute me. Ma c'è orelis grandis che tu has? E il lov al rispuint. Par ascoltati mior, bambinute me. Ma nonne, c'è poche grande che tu has. E il lov sustat. Se sto vigno de ca dome par critica? Vigliut, se tu savessis troppis maraveis quai vivutis voi in queste giornate. Pense che sono state catapultate in te flabe coglieri da ora a lei e ai fin anche Chiara si è buttata dentro i te spaginis dal libri per venire a aiutarmi. Pense che mi sono trasformata addirittura in una principessa, la più bella di tutti il ream, e ho vivuto tutti le sue avventure con un crot che le aveva aiutate, e in cambio al voleva il suo amore e une bussate. Oh ben, ai fin, per fare curte, il crot non si è mica trasformato in un principe quando lo hai bussato, come succede in tutti gli flabis. E Chiara mi ha tirato fuori le storie, senza neanche lasciarmi il team di spietà al manco un principe di passaggio. Oh, c'è delusione. Oh,
Venga al mancul tu a farmi un figotto, vedi? Tu sei il solito dia da miei stivai. Mamma. In lunedì di marzo, il sorelli, dopo aver veduto gli oms e la natura involucciati in tal grisat dall'invier, dopo aver veduto che tutti, ma proprio tutti, ieri incuvierti di un gris avvilente, aveva clamato d'ogni Sofie primevere e gli aveva dato un compito nevore importante. Gli aveva detto che avrebbe voluto di là sulla tiere per portare a tutti gli oms un po' di allegrie e tante voglie di tornare a nasi da spo dall'un periodo di polse invernale e che avrebbe voluto di trasformare il gris dal marum e di avvilizione in tanti colori di onde. La fade, un evore ubbidiente come sempre, si era preparata per portare insomma la sua missione, ma prima di ogni robe aveva deciduto di vestirsi di feste. Dunque, cotule fucsia, giacchette color di rose, maute. Come si che so io ne vere primavere? Si era mettuta in tor tanti vestiti tutti colorati e aveva chiappato in mano la sua bacchette magiche e gli era partite. Sui suoi chiavei lunghi aveva mettuto una ghirlanda di rosis, sui suoi piedi graziosi un biel par di scarpis. Via dell'ore, e era arrivata sulla tiera portando in regalo il sorelli e la gionde di vivi agli sbestis, che cumò a potevi intornare a svearsi con entusiasmo. L'arbol di Maman e tutti che gli altri sarbui, quando ieri arrivate, a ieri in daura pisulà anche mo, e la biele fantate gli aveva tocchiato tutti con la sua bacchette magiche e aveva cisicato. Sveaizi, pelandrons! Non è più il tempo di dormire. La biele primavere e camminava di qua e di là come balante, con ligrie e dava tanti colpi di bacchette magiche e così sui prati e faceva nassi le ierbute fresche e gli smargaritutis. C'è biele! E ieri tornate la primavera! Gli sfurmiutis a ieri iesudis dai loro furmiars e si erano mettuti a marchiare in file indiane, a cirì qualche toc di molene. Si poteva insentire a businali saas che accirivin il netar dolce des rosis. Si domandareis, e li spaveis? Li spaveis svoletavin a tor e apparevin spues di chiarte colorats. La biele fantate si era in acquarte che però al manchiave qualchedun. Sveaizi, pelandrons! Non è più il tempo di dormire. Oh, pure me. Ma e loro? Non si sono anche mo in acquarz che la primavera gli abbia già scominciato di una settimana. Anis! Sveaizi! L'ora portavano intorno anche mo tutto il gris dall'invier. E così la fantate si era mettuta a pensare a ciò che avrebbe potuto fare per aiutare la situazione. Allora, i bregons gris io cambiai con un bel par di bregons gialli. Poi dopo i bregons gialli a poter essere sta benon con un emae color arancione. E viodin, a tor dal quel, une bielle sciarpe rosse. Già, l'arancione e rossa stanno benon d'oglie. Al machiarc. Una biele giacchetta color di rose e dal giusta sfied di vierte. Via dell'ore, ieri in tutti pronti per affrontare con allegria la primavera. Avevi in tutte che urcoventave per affrontare con entusiasmo. La biele fantate aveva fatto un miracolo.
e prima di svolare via in talci, e aveva lasciato un messaggio. Fruz, vi sai che la vita è un nevore biele. Basta avere la speranza di sapere che da spo di una tempieste al venire sorelli, da spo dal scuro la luce e da spo di ogni invier la primavera. Se tu asi bregons blu, salte, salte su e giù. Se tu asi bregons blu, salte, salte su e giù. Salte, salte su e giù. Se tu has une mare giale, con ligri e bale, bale. Se tu has une mare giale, con ligri e bale, bale. Bale, bale, se je verde la giacchette, fas bene un quiero mete. Se je verde la giacchette, fas bene un quiero mete. Fas bene un quiero mete. Se tu asi calcios ros, fas besveltum colpitos. Se tu asi calcios ros, fas besveltum colpitos. Fas besveltum colpitos. Se je blanche la maute, da la manga une biondute. Se je blanche la maute, da la manga une biondute. Da la manga une biondute. Se tu has la mare nere, fatte non mi pispartiere. Se tu has la mare nere, fatte non mi pispartiere. Fatte non mi pispartiere. Hula mai color di rose, tu ti metti sveng in pose. Hula mai color di rose, tu ti metti sveng in pose. Tu ti metti sveng in pose. Se tu asi bregons gris, su ne gambe resta in pis. Se tu asi bregons gris, su ne gambe resta in pis. Su ne gambe resta in pis. Se tu has carpis marrón, fas di corse un rondolón. Se tu has carpis marrón, fas di corse un rondolón. Fas di corse un rondolón. Par fini la cancionute, fas mamancu la manute. Par fini la cancionute, fas mamancu la manute. Fas mamancu la manute. Fasin un giug. Viodin se os boins di chiatata questa immagine, il capiel in 5 secondi. Il capiel, agliere chest. Lo vevi occhiata? Bravs! Provate come a indovinare quale che è la cotule tra queste immagini in altri 5 secondi. La cotule e ieri queste. Le avevi occhiatate? Bravs! Ma savaresi so a di quale che è la galeta questa immagine? La gale da questa immagine e gli queste. Le avevi occhiatate? Bravs! E per ultimo, provate a indovinare quali sono i bregons curzi. I bregons curzi, a ieri in chesti. Avevi indovinato? Bravo nons! Ben rivasta al Marimont di Lucia Di Wanis, disens di Giulia Spanghero, edizions Futura Edizioni, progetto finanziato da Arlef, Agenzie Regionali per Lingue Furlane.
ben rivas tal marimont. Quan caglieve il soreli, l'ucelut si dismov, si peten il ciuf celest, spetenat quan cal pluv. Alle pai, cul biel pet gial, calcirune compagne. Als volete in ca in là, curiosanti in te campagne. Pai le clame chiantucciant, in te mior tonalitat, e le viot in tune cise, tant cal reste capotat. Biele, fresche vivarose, ie ici mie in tun biel mood. Pai s'ingose di chiantà e po' al tire un biel acut. E insieme avan a fros cirin muscli, lane e plumis, a fasin svels un comut nid, in tune buse supes moris. Titiziu! Titiziu! La uccelute e adiovà, vele che devente mame, tanchiu vuz e adicovà. Mame e cove cum pazience, pai le chiale dut brauros. Ce magnifiche novele, al chiante a fuart, cula sovos. Assunna su si piccinins, duc crotuts e plens di fan. Cul becut lor a piulin, a reclamin il lor pan. Mame e pai duc soddisfats han un bielce lavorà. Tutti il dì cence une polse, pe fa me avan a chiaccià. A son cressuti ucceluz, par svolat al marimont. Mame e pai i disin mandi, lant biel vie pa l'orizzont. I uccelus di ches librut a son i parussulins, a viven in Friul e han i siei stes colors. Pierut agli entra in tune botteghe e al domande un par di chialciuz par plasè e il butteghiri domande dice color. Tu gli doi dal stes, grazie. Un signor agli entra in tune botteghe di vestiti e al domande al negoziante. Ca scusi, trop costie che giacchette in vetrine? E il butteghir? 1.000 euros. E il signor ridomande, e cence lis manis? E il butteghir, ma c'è fasi al contune giacchette cence manis? E che l'altri, a lei che quanto hai saputo il presit? Mi son colassi i bracci. Seso boins di fevelà par furlan. Inviait un vostri video indulà che nus mandais un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan o un vostri disegn lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di maman. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di queste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al vatignut in orizzontale e non in verticale. Vuoi fare un segnalibro? Per fare il segnalibro al vul un fuoco quadrato e dei pennareis e une matite. Per prime robe si di portare la ponte di sotto a che parzore e si ple. Si chiappa la punta a drette e si porta le punte in su e si ple. Si chiappa la punta a ciampe e si porta su e si ple. Come i chiappi gli spontis e li porti in giù. Si chiappa la punta in su e si porta giù e si ple.
si chiappe la ponta drette e si mette tasacche tutte. Si chiappa la ponta a ciampe e se la mette dentro tasacche tutte. E si plea. Come si pittura? Come si pittura un musico? Vigli, ti sei piaciuta la storia di voi? E contava di una biele fantate che aveva avuto il compito di bande di sopari di là a svegliare la natura e gli uomini di tutte le terre e di portare via tutto il grisato dall'invier per prepararsi alle nature come che Dio al comande, con vestiti di tutti i colori e regalando gionde e entusiasmo a tutti. Ma e tu? Ma perché sei sto anche modo gris? La primavera gli abbiamo già scominciato di una settimana, Va subito a cambiati. Se di no, ti vesti ben giove. Mamma. Crodimi, Daria, quando ti hai chiamato per invitati, non stavi più in te chiamese, non vi vedevi l'ora che arrivasse voi. Fri, Ulli, sentaisi con noi. O hai preparato un panin per ogni dun di no. E o hai comprato taci biodegradabili che non fanno male alle nature. C'è bene idea che tu svuode, Chiara. Una merenda sul prato, insieme ai nostri amici Fri e Ulli, in tal vos di mamma. Un ghiringhel e sarà la maniera migliore per salutare la biele stagione e per richiarire gli sbattaris, chiappando un po' di sorelli. E gli fere. Insomma, samis, non spari al di a Chiara perché sbongusta che non sa preparare. Amis, manco un gracis. Amis, volevi giocare insieme con voi altri dopo di aver finito di gustare. Queste e gliela me balegnove mi hanno regalato per il mio compleanno. Io e Dario non vengono anche mo finiti di mangiare. Amis, non spari al di vedi smentea della peraulute magiche di dia Chiara. Ben, amis, a chiesa me si domanda al manco il par plasè prima di doprare une robe di une altre persone. E per dire la verità, ho so une vore displasude che doi miei chiars amici si comportano in così con me. Fri, Ulli, chialaice avilide che gli è Chiara. Ma è mai possibile che una biele giornate come queste e vengi rovinate per colpe di vostre maleducazioni e tristerie? Viodin, c'è molto che sareste potuto là queste giornate se voi altri sdoi o avessi sdoprato gli speraulutis magichis. Crodimi, Daria, quando ti hai chiamato per invitati non stavi più in te chiamese. Non vedevi l'ora che arrivasse voi. Fri,
Sì, Olli, sentai con noi. Ho hai preparato un panin per ogni dun di noi e ho hai comprato tacis biodegradabili che non fanno male alle nature. Puoi occhioli anche io un panino? Sicuro, io hai fatto per mangiare insieme. Ho sperato che ho splasedi. So podes chioli il mio balon? Sicuro. Come? O potresti ingiuare tutti insieme? Ho splasi al mio balon mio. Ma l'hanno regalato per il mio compleanno. Se bielca, lei è chiara. Amis, Anina giù sul prato. Sì. Ma us riconosce, amis. Oves do prato, une des paraules più importanti. Scuse. Sia sempre di sapere quando è il momento di domandare scuse ad un amico. Amis, sicuro che os perdoni. Lo sai ben che voi altri non volevi mica farmi sta male. Scusi, s'accettadis. E come? Aninga giù a tutti insieme. Questa è una canzone per studiare l'educazione. Io c'è biel cale sinti, cui cal rive al disbundi. Ale bravi il frut che in muse, un coraggio ti dispen scuse. Se ti ha fatto un tic rabbia, tu lo has di perdona. Li sperau, li sa son tre, scuse gracis par plase. Tan content qui che li scolpe al nul sintili su un'altre volte. Li sperau, li sa son tre, scuse gracis par plase. Tan content qui che li scolte al nul sintili su un'altre volte. Se une robe tu sve, tu has di ben par plase. Assombra sigur distes, che cadis in cum permes. Bon pitic altre paraule che si disatorde taule. Mi console ad implen, cui caldisio ti vuoi ben. Li sperau, li sa son tre, scuse gracis par plase. Tan content qui che li scolte al nul sintili su un'altre volte. Li sperau, li sa son tre, scuse gracis par plase. Tan content qui che li scolte al nul sintili su un'altre volte. Li sperau, li sa son tre, scuse gracis par plase. Tan content qui che li scolte al nul sintili su un'altre volte. Li sperau, li sa son tre, scuse gracis par plase. Tan content qui che li scolte al nul sintili su un'altre volte. Chiara, come scomincia il mio cartone animato preferito? Ti fermi sto avvio di lo con me? Sicuro. Volentieri. Fasin un gioco. Vi dico se sei sboins di scelgi gli speraulutis magicis justis di doprai in ogni dune di queste situazioni. Se o sin a taule con la nestre famè e o stin per scominciare a mangiare, quale ise la peraulute magiche covin di? A. Scuse. B. Gracis. C.
par plaisir. O di, bon pitic. Oves 5 seconds a disposizione. Seso pronts? Allora, via! La paraulute magiche che si ha di dico anche si sta per scominciare a mangiare e gliela di. Bon pitic. Avevi so indovinato. Bras. E com'ò? Saveso a dimmi quale che è la paraulute magiche che si ha di quando si riceve un gentilezze o un regalo di qualchidun? A. Scuse. B. Gracis. C. Par plaisir. O D. Bon pitic. Ove sempre 5 secondi a disposizione. Seso pronti? Allora, via! La paraulute magiche che si ha di quando si riceve un gentilezze o un regalo di qualchidun e gliela B. Ven a stai gracis. Avevi so indovinato? O soi sicure di sì? Quando invece tu voleresti in tan giù con un gioco che è di un nostro amico, c'è vino di disi per domandare se non sal può imprestare. A. Scusa. B. Grazie. C. Par plaisir. O D. Bon pitic. Oves 5 secondi a disposizione. Seso pronti? Forze! La risposta è giusta e ieri la lettera C. Per domandare a un nostro amico se può prestare un dai suoi giochi o vendi disi sempre par plaisir. E infine, se vin fatto un dispiet o un tuart a qualchidun dai nostri amis, quale è la miglior paraule magiche che si ha di A. Scuse. B. Gracis. C. Par plaisir. O D. Bon pitic. Ove sempre 5 secondi a disposizione. Seso pronti? Allora via! La risposta giusta è ieri la A. La paraulute magiche che si ha di quando si riconosce di aver fatto un dispiet o un tuarta di un nostro amico è scuse. Bertoldo e il re di 11-0. Sui Trois des Flabis, contis dai Frus pai Fruz, di Michele Polo, Serena Di Blasio, illustrations Emanuele Bertossi. Bertoldo e il re. D'un paese lontano, il re aveva fatto gli squelis come duci e così lui e Bertoldo erano diventati amici. Ma il re al faceva il re e Bertoldo al faceva il Bertoldo. Si vedeva in nome la domenica sulla place per chiappare un po' di sorelli quando calvinive. Queste domeniche e gli ploe. Duccia son rabbiosi. Bertoldo no. Lui arride. Con tutte queste ploe mattine, misdì e sere, c'è asto di ridi po'? Gli domanda il re. Domenica che ven, alzerà sorelli, mi vendi ridi. E la domenica dopo, ve un biel sorelli. Tutti a son contenti. Dome Bertoldo, al vai. Con tutte che sorelli, mattine, misdì e sere, c'è asto di vai po'? Gli domanda il re. Domenica che ven, e sarà ploe, mi vendi vai. Tu vuoi sempre fare gli robi contrari di tutti, gli disse il re. Ma se vignerà ploe, ti darai 50 us. La domenica, veca al pluv mattine, misdì e sere, e Bertoldo si porta a casa 50 us e la sua femmina gli è tutta contente.
Bertoldo all'ingrume d'occhius, un sore che l'altri in tune cuvierte, e si butta sore anche lui. E al sud, al sud, al sud. Mi pareve. Ve, stracciasius, i dis la femmine. O potevi mangiare une buine fertae, magari col sclopì, come gli stagion. Lui non ascolte, tutta impegnata a sudà, a sudà, a sudà. Per 3 settimane Bertoldo non si viot in te place. Une biere domenie di sorelli, il re al viot Bertoldo a tor con 50 polecius piccinins che i piulin da ur. Il re al mande vie 12 ministris e al clame Bertoldo con sé. Cui c'arriva a pensare in devant, a chialà il doman, io lo vuoi come ministri, al dissi il re. Un lari all'entre di gnotto in tune chiase e al chiappe su tutti gli giois. Quando cal sta pariesi fur dal barcon col malchiolt, al sin di lontan la vosute di un frut che i domande. Signor, cal scusi, puoi al portavia anche la me pagliele, par plaisir? Un automobilist si piert e i domande a di un calpasse. Cal scusi, signor, puoi al dimmi do la cosoi? E che sospiranti rispuint. Lui è dentro de suo automobile. Seso boins di fevelà par furlan. Inviait un vostri video, indulà che nus mandais un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al vatignut in orizzontale e non in verticale. Vedi. Viodin se al mancul tu conoscis gli speraulutis magicis de buona educazione. Te svisis tu. Allora, quando si ha di domandare in prestito une robe ad un altri, si dis bravo, si dis par plaisir. E come? Dimmi c'è che si ha di dire quando qualchidun ti fa une cortesie o un plaisir o quando qualchidun ti ha fatto un regalo. Grazie, bravo no. E quando si ha fatto un tuart a qualchidun o un dispiet, come in che volte che tu sei smontato per ore dal mio ordinatore e tu malas rot? Bravo. Sì, lo sai che ti ha displaciuto un evore fammi che es dispiet. Oh, vedi, tu sei sognato proprio educato. Sa vedo prali speraulutis magicis gracis, scuse e par plaisir, non si ude vivi migliore in armonia con le persone che nos circondi. Is vere fruz. C'è buon pitic. Queste è dal sicuro la tua peraulute magiche preferite. Mangion! Mamma. Ieri la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri. Ogni dì si fa così, tutto il miedo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontano.